Ci risiamo, siamo ritornati alle grotte di Oliero. Questa volta non perderemo i file. Vi mostreremo... cosa vi mostreremo? Le grotte di Oliero. Vi mostreremo le grotte di Oliero. Saliremo in barca e faremo un giro proprio sotto l'altopiano di Asiago. Ma come fai a saperle queste cose? Come faccio a sapere queste cose? Perché sono troppo intelligente. Andremo al museo della carta e degli anfibi. Beh, adesso vi mostriamo tutto. Oltre alla grotta in sé vi mostreremo stalattiti, stalagmiti, colate, che anche se non sapete cosa sono, tra un po' le vedrete. E voi sapete perché l'acqua che fuoriesce dalle grotte di Oliero non è potabile? Perché ormai il terreno che va dall'altopiano d'Asiago fino a giù è talmente Eroso. eroso che non filtra più l'acqua, è come un colabrodo, esatto. Infatti dentro ci sono colonie di microrganismi, di insetti e invertebrati e anche uno molto particolare che si chiama Proteus o Protus. Beh, qualcosa di simile, tra un po' ve lo sapremo dire. E non perdiamo le chiavi del furgone questa volta. No. E c'è anche un negozio interno in cui vendono varie pietre semipreziose, ametiste, cristalli, quarzi e dei piccoli fossili. Abbiamo preso i biglietti e siamo entrati. I biglietti danno accesso al museo, alla grotta principale visitabile in barca e anche a certe grotte secondarie come questa e a tutto il parco del fiume Oliero, che è uno dei fiumi più corti d'Europa e nasce proprio da qui. Costa 10 euro il biglietto. Il biglietto costa 10 euro. L'intero itinerario si completa in un'ora e mezza, 2 con calma. Ma dove stai andando? Stiamo per entrare, stiamo per entrare! Cosa mai ci aspetterà? Cosa mai vedremo dentro Non la si grotta? sa. Non lo sappiamo. Attenzione alla testa che sta tutto un po' basso, dentro non si tocca niente, possiamo fare le foto ma senza Abbiamo circa 1 metro d'acqua ed è quella che nel corso degli ultimi 10-15 mila anni è stata originale stalattiti, ossia queste compressioni di calcare che assumono forme diverse a seconda di come l'acqua le percorre, come questa alla vostra sinistra. 10 gocce che scendono parallele per poi rincontrarsi sulla punta. Per la sua forma è stata chiamata la pannocchia. Sopra il centro della barca invece abbiamo il caso opposto. Le gocce qui si dividono e ognuna forma una punta diversa, formando quella che viene chiamata grappolo o famiglia. Mentre in alto a destra abbiamo una cresta calcarea, ossia una stalattite molto lunga, larga ma decisamente sottile. Qui le gocce scendono solamente lungo il bordo, dandole questa forma, che le ha fatto guadagnare il nome di orecchio d'elefante. Mentre per la sua lunghezza di oltre 3 metri viene anche soprannominata la lingua della suocera. Attenzione alla famosissima stalattite del Baucco, potete dedurre il nome e rimanete seduti. Immaginate lasciare il rubinetto di casa aperto 10-15 mila anni, l'effetto sarebbe questo. Le gocce scendono lungo la parete, poi per calcare e la struttura prende la forma della parete. Questi sono i liquidi della pioggia. Ora ci prepariamo per uscire, quindi abbassate le teste e togliete le mani dal bordo.
Una volta fuori rimanete seduti. Abbiamo imparato che nelle grotte le colate calcaree hanno colori diversi in base alla roccia che trova l'acqua mentre scava nella grotta. E poi abbiamo imparato che le grotte di origine calcarea sono destinate a chiudersi perché il calcare, le colate, le stalattiti, stalagmiti si ingrossano sempre di più e quindi la grotta si chiude, però nel frattempo che questa si chiude magari sopra ne sta crescendo un'altra, se ne sta formando un'altra di grotta. Se non sapete cos'è il proteo, è un anfibio tipo un serpentello con le zampe, bianco e senza occhi, che vive in questa grotta solo in acqua, perché la grotta non è grandissima e c'è troppo casino e l'ha portata Parolini, quello che ha scoperto la grotta. Ha preso 10 Proteus e li ha messi dentro la grotta e in 120 anni da 10 che erano sono solo 25 adesso, quindi non è proprio il suo ambiente ideale. Per fortuna che alla Calà del Sasso non c'erano questi gradini, se no non li avremmo mai fatti tutti. Cosa? Non sapete cos'è la Calà del Sasso, la scalinata più lunga d'Italia? Vi lasciamo il link del nostro video in descrizione. E questa è la grotta delle sorelle, Covo dei Sorelle in dialetto veneto. E diciamo le cose come stanno, no? E sapete quali creature abitano le grotte? Le anguane. Esseri mitologici a metà tra serpenti e metà donne, come la Maggie. Wow, l'arca di Noè, che bella! La guida che ci ha portato dentro la grotta ci ha spiegato che la grotta è stata scoperta da questo, come si chiamava? Da questo tipo, si chiamava Parolini. Ne ha aperto un varco attraverso cui siamo passati in barca con la dinamite. Questo Parolini era molto ricco, infatti possedeva la cartiera che è lì dove adesso c'è l'entrata delle grotte di Oliero, e quando l'ha trovata per i primi 10 anni non faceva entrare i turisti nella grotta, potevano entrarci solo lui e i suoi amici. Per questo è chiamata Covo dei Siori, grotta dei ricchi, no? Dei signori. È lì la cartiera, riprendila. Prima del Museo della Carta vi portiamo a fare un giro nel percorso botanico piuttosto breve che si può raggiungere attraversando il ponte sulla diga. E l'aviazione nostra sorella, Dopo noi e gira gira l'elica, romba il motor, siamo paracadutisti, si vince o si muore. Piove, Maggie. Vi abbiamo appena mostrato il Covo dei Vecchi, cioè la grotta dei vecchi. Come avete visto era bellissima, c'era edera e muschio che crescevano ovunque e la rendevano molto verde, e pioveva per il motivo che ci ha spiegato la nostra guida, ovvero che l'acqua filtra dall'altopiano dei 7 comuni e qui si forma un altro ramo del fiume Oliero. E questa? Dimmi che non è un cagatoio. si arriva dall'altra parte. Wow, vai. Qui le mascherine crescono spontanee. Che belle, le mascherine crescono spontanee. Ma cosa stai dicendo, Maggie? È disgustosa.
A me piace. Guarda che bello. Mazza è schifo. Ciao. Questo era un axolotl, Ambystoma mexicanum. Vedete che piove. Ha iniziato a piovere abbastanza intensamente, noi siamo riusciti a finire il giro al Museo della Carta e all'Acquario degli Anfibi. Hai comprato un sasso? Ho comprato un sasso a 8 euro, ho comprato un trilobite, a me piacciono i fossili. Niente, se il video vi è piaciuto, Un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete. commentate per farci sapere quello che ne pensate o se avete delle domande. Se avete fatto anche voi la visita alle grotte di Oliero. Niente, vi lasciamo in descrizione i link per seguirci sui nostri social e sul nostro sito. Ciao ciao!